Padre mio, che non m'aiuti? Tu ne vestisti queste misere carni, tu ne spoglia. La voce flebile e disperata del figlio Gaddo è l'ultimo suono a riempire il cupo silenzio del conte Ugolino nella torre muda. Poscia più che il dolor poté il digiuno. Fosca tragedia dell'amore paterno, arrivata fino a noi dalle terzine dantesche attraverso la leggenda popolare, con questo babbo che si sfoga della morte ingiusta dei figli per fame, fogandosi bestialmente sul cranio del suo carnefice, l'arcivescovo Ruggeri. Ugolino, quasi una tragedia greca per questo conte legato a Siena dal matrimonio con Margherita, contessa Pannocchieschi. Se Dante fosse vissuto qualche secolo più tardi, avrebbe certamente messo a far coppia con Ugolino un altro conte, venerato padre della letteratura italiana, Alessandro Manzoni, che venne in Arno a risciacquare i versi per purificare la sua lingua, ma non venne mai a Siena a riscaldare il cuore della figlia Matilde, che qui, presso l'amata sorella Vittoria, visse a lungo morendo a soli 25 anni. Matilde, malata di tubercolosi, scrisse a lui tante lettere, implorandone la venuta, o almeno qualche riga in risposta ai suoi richiami. Ma il conte, padre arido, sebbene prolifico, rimase sordo e solo le dedicò la bella lapide che ricopre la sua tomba nel chiostro dei Servi. Scriver bene 2 righe era il suo mestiere. Altro che inferno si sarebbe meritato il religioso e devoto scrittore, capace di riservare amorevoli attenzioni al cuore artistico dei suoi personaggi, ma non a quello reale di sua figlia che si stava spegnendo. Allora quello si pulì un pochino la bocca e dette sfoga su pensieri. Tanto piacere, sol conte Ugolino. Della mia vita non c'è d'andanne fieri, però te la racconto volentieri. Ho saltato fra il guelfo e il ghibellino, fino a che l'arcivescovo Ruggeri, che ho qui davanti e uso da spuntino, chiappò a me i miei nipoti e i miei figlioli. E così, senza tanti complimenti, ci stiaffò in una torre soli soli. I primi mesi non c'era mai mancato qualche cosa da mettere sotto a denti, ma laccio via non ci avevano trattato. Però un giorno sentì un tracchiava alla porta e zitti, non vidi più nessuno. Conte bubbola male o sta a guardà, ragionà fra me e me, si sta a digiuno. E poi sentì una voce di qualcuno. «Oh babbino, Matteo mi può salvare?» Poro il migaddo, passo giorni, 1, 3, poi 5, e non ci voglio ripensare. «Che c'entra di rifarsela o citti?» commentò Dante. «Oh Pisa vergognosa! E voi pisani quanto siete fitti! Speriamo non arriviate a domattina e che l'Arno vi spazzi via ognosa!» «Almeno vai», gliela mandò piccina. «E fra chi tradì l'ospiti chi c'è?» «Fra Alberigo Manfredi da Faenza!» «Con gli omberi, dirai, chissà perché!» «Che dici, invitò gente alla sumenza?» E con una frase detta all'occorrenza li fece fuori prima del caffè. «Ma sta zona infernale abbi pazienza, chiamalla Tolomea, un è mia un granché. Se pensa salin bene a Tolomei e a quello strucinio a malamerenda, io proprio Tolomea non la chiamerei. Per come si concluse la faccenda in quella casa poco fuori Siena, era meglio chiamarla Salimbena.» «Sai Dante, a chi ha commesso il mio peccato?» raccontò il frate. «L'anima li piomba qua giù in fondo a svernare nell'oltretomba, ma il corpo è sempre vivo e indemoniato e ce ne passa avanti e soccomba. Il Sordoria da Genova. È arrivato lo spirito, ma il corpo non è stiantato. I genovesi!» E giù attaccò una romba, perché Dante l'aveva o senesi, e questo non è un segreto ormai, e vabbè. Ma non sopportava punto anche lucchesi, i fiorentini e manco genovesi. Ce l'avevano tutti, e sa perché? Perché lui si garbava al 3 per sé.